È stato ritrovato nel fiume Lemene il corpo della professoressa 53enne Chiara Guerra, avvolto parzialmente in un sacco e con evidenti ferite da taglio. La donna, uccisa giovedì scorso dal nipote 17enne reo confesso. Il recupero è avvenuto dopo 3 giorni di ricerche a seguito dell'allarme lanciato da un pescatore che ha segnalato la presenza del corpo al 112. Sul posto è intervenuto anche il medico legale Antonello Cirnelli per una prima ispezione della salma. Dottore, quali sono i riscontri? Nulla. Cosa hai riscontrato? Il riscontrato è che non si può dire assolutamente nulla e che le autorità parleranno quando è il momento. Non si può dire assolutamente nulla per il momento. Le operazioni erano partite dal canale Malgher a San Stino di Livenza e hanno visto impegnati gommoni, sommozzatori, droni e anche l'elicottero drago dei Vigili del Fuoco decollato da Venezia. Il ritrovamento è avvenuto a circa 12 km dal punto in cui il corpo era stato gettato. Da quanto appreso, la salma si trovava in condizioni integre, ma parzialmente nascosta in un sacco, rendendo più difficoltose le operazioni di ispezione. Per questo è stata trasferita in laboratorio di medicina legale per accertamenti più approfonditi. Già evidenti, però, diverse ferite da taglio, mentre il coltello utilizzato per l'omicidio non è stato ancora trovato. Un passaggio fondamentale per verificare la confessione del ragazzo e chiarire ogni dettaglio della dinamica. Secondo gli elementi raccolti, la donna, inoltre, avrebbe tentato di difendersi. Il 17enne presenta infatti una frattura al metacarpo, ferita alla mano e graffi su tutto il corpo, segni compatibili con una violenta colluttazione. Il movente sarebbe legato a questioni economiche, in particolare a temi di eredità, e intanto prende corpo anche la sequenza temporale dell'omicidio. Il delitto si sarebbe consumato attorno alle 13:30 di giovedì nella legnaia dell'abitazione di via Fratelli Cervi 3 a San Stino di Livenza, prima la lite, poi l'aggressione con le coltellate. Alle 14:10 le telecamere avrebbero ripreso il giovane mentre si allontanava con una carriola e un telo, circa 700 metri a piedi in 10 minuti per poi disfarsi del corpo e rientrare a casa attorno alle 14:30. Qui avrebbe ripulito la carriola dal sangue nello stesso luogo del delitto. Poco dopo, verso le 15, avrebbe percorso una strada secondaria, passando per via Stazione, svoltando verso via Papa XXIII, fino al retro della parrocchia e raggiungendo l'argine del fiume Livenza. È lì che avrebbe gettato il coltello, i vestiti sporchi di sangue e il cellulare della zia. Il 17enne ora si trova in una comunità di accoglienza del Trevigiano. L'ipotesi di reato è omicidio aggravato, mentre gli inquirenti starebbero valutando anche la premeditazione e la crudeltà. 2 le procure coinvolte, inizialmente quella di Pordenone che aveva aperto il fascicolo per la scomparsa, poi il passaggio alla procura per i minori di Trieste. Nelle prossime ore è attesa la convalida della misura cautelare. Nel frattempo, il sindaco di San Stino di Livenza, Gianluca De Stefani, ha commentato il ritrovamento del corpo di Chiara Guerra, sottolineando come la notizia chiuda i giorni di ricerche e di forte apprensione. Ha espresso inoltre l'auspicio che possa portare un minimo di pace ai familiari e ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia e alla comunità scolastica, ricordando la donna come un'insegnante stimata e molto apprezzata dagli studenti.